Dottoressa Manzini, dal 19 settembre al 31 ottobre una ventina di iniziative stanno coinvolgendo l'ULSS 4 e 7 comuni del territorio aderenti alle iniziative per migliorare l'accoglienza nelle comunità con persone affette da Alzheimer o da altra tipologia di demenza. Le persone, la memoria, i luoghi, la città amica delle persone con demenza è il titolo dell'iniziativa. Il 1 ottobre, qui nella nuova sede del distretto sociosanitario, è inaugurata anche una mostra fotografica dal titolo "L'Alzheimer non si nasconde". Cosa volete rappresentare con questa mostra? Cosa volete raccontare? Allora, questa mostra è una mostra che è già stata presentata all'Evico Terme nel 2018 nel corso di quell'evento nazionale che è l'Alzheimer Festival. Allora, per chi non lo conosce, Ferdinando Scianna è un fotografo di fama nazionale e internazionale che ha in qualche modo voluto offrire la sua arte, le sue capacità, facendo delle foto a dei familiari o a delle persone con questo tipo di problema. Vogliamo che anche l'arte si possa occupare, anche le cose belle possono diventare parte di questa manifestazione. Quindi con questa mostra noi vogliamo offrire creatività, pur parlando di un tema che ha, come dire, dei lati veramente difficili. Abbiamo anche pensato, ma com'è che possiamo come dire, attirare l'attenzione anche di coloro che non sono direttamente coinvolti dal problema, no? E l'idea che ci è venuta e che è parte di questa manifestazione è quella di istituire 2 premi, un premio letterario e un premio fotografico che sono chiaramente correlati a questa tematica. Perché l'abbiamo fatto? Perché ci piacerebbe anche che altre persone, giovani, meno giovani, eccetera, appassionati di scrittura, appassionati di fotografia, potessero cimentarsi nel rappresentare questo fenomeno e in questa maniera cercare di tirar dentro tutta la comunità, non solo la comunità che ha un malato al suo interno, ma anche quella parte di comunità che non è malata e che comunque è parte integrante. Il giorno 23 ottobre, che è la giornata, diciamo, una delle giornate, direi la giornata conclusiva, dove per tutta la Piazza Indipendenza a San Donato ci saranno una serie di stand a temi e la mattina c'è una conferenza dove effettivamente siamo riusciti a portare, grazie all'aiuto veramente di tutti, anche delle persone molto significative dal punto di vista nazionale e internazionale sulla tematica. Al pomeriggio, oltre alla presentazione di un paio di libri, ci sarà anche la premiazione del concorso letterario e del concorso fotografico. Quindi un modo anche per avvicinare anche i giovani alla tematica. Assolutamente sì. Bene, cercheremo anche di dar spazio, di seguire i vostri avvenimenti. Per il momento ringraziamo la dottoressa Serenella Manzini e il dottor Giancarlo Macelia. Grazie.